sempre. Dopo anni di emergenza sicurezza in via Piave, il sindaco Brugnaro chiede scusa ai cittadini. Ci stiamo lavorando giorno e notte, assicura il primo cittadino e promette di risolvere il problema. Dopo l'ennesima rissa sfociata nel sangue di fronte alla mensa per i poveri di via Querini a Mestre, l'assessore al sociale rilancia l'idea di trasferire altrove la struttura. Da San Donà di Piave l'attacco dei vertici di Forza Italia al contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Renato Brunetta parla di deriva antidemocratica e si rivolge a Salvini dicendo torna a casa. Soltanto un malato mentale può pensare che le grandi navi continuino a passare in canale della Giudecca. È l'attacco del Movimento 5 Stelle dopo l'avaria della Marella Discovery. Un ricorso all'ultimo giorno utile fatto da un governo già scaduto ed legittimato dalle urne contro l'estremo tentativo di fermare il referendum, esplode l'ira dei comitati per la separazione. Coldiretti ha aperto oggi a Mestre il primo mercato agricolo coperto, un nuovo punto di riferimento per i veneziani che vogliono sempre più fare la spesa a chilometro zero. Il 3 e 4 luglio piazza San Marco diventa il teatro per il mega concerto di Zuc, attesa dei fans per la tappa del Best Live, l'annuncio del sindaco Brugnaro. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali torna a occuparsi della emergenza, di un'emergenza che di fatto non è mai finita, quella di via Piave e delle sue zone limitrofe, l'emergenza sicurezza. Abbiamo raccontato in questi giorni la vita di chi vive e lavora in quelle zone, anche ultimamente nuovi episodi di violenza. Oggi c'era a Mestre il sindaco Luigi Brugnaro che ha chiesto letteralmente scusa ai cittadini impegnandosi a fare qualcosa di più. Chiedo scusa a tutti quelli che sono costretti a vivere in questo disagio, mi impegnerò di più, cercherò di fare ancora meglio, insomma credete che è nel cuore e non esiste che vogliamo nascondere nulla, anzi. Via Piave è un problema che va risolto e lo risolveremo. Il primo cittadino di Venezia torna con forza oggi sull'emergenza nella zona più calda di Mestre e ai residenti garantisce ci sto lavorando giorno e notte. Via Piave secondo noi è ancora un tema aperto e voglio tranquillizzare tutti che in qualche modo abbiamo assolutamente chiaro e preciso il nostro compito e sappiamo che lì non abbiamo ancora ottenuto i risultati che ci aspettavamo. Il sindaco si riferisce anche a problemi giuridici complessi che avrebbero rallentato l'iter dell'intervento, ma ad ogni buon conto vi è la certezza di poter fare respirare aria nuova a chi vive e lavora in via Piave in tempi relativamente contenuti. Idem per la soluzione dei problemi annosi denunciati al Parco Albanese. Io voglio chiedere scusa ai cittadini perché comunque non voglio cercare scuse né capi espiatori nessun genere, dico continuiamo a crederci tutti, non è che abbiamo abbandonato, ci siamo dimenticati o ci siamo arresi, non ci arrenderemo mai. Sulla questione sicurezza di fianco al questore di Venezia, Brugnaro ribadisce la sua proposta di legalità e l'auspicio che possa essere condivisa dal nuovo governo di qualunque colore esso sarà. Che parliamo di un giorno di cella di rigore, un giorno, 2 giorni, i poteri penali al giudice di pace, questo darebbe un po' di sollievo e poi penso che bisognerà iniziare un percorso in Italia di costruzione di carceri, grandi carceri, a fianco di questo che sarà il bastone, la carota dei posti di lavoro, cioè la carota del grande rilancio occupazionale e lavorativo a partire nel nostro caso da Porto Marghera. È un disegno che per forza dobbiamo proporre al governo, al di là delle idee, delle ipotesi e così via, dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi dei cittadini. Io ci sono sempre. Aspettiamo adesso che si formi il governo, vediamo chi sarà il ministro dell'interno e speriamo appena possibile di avere queste interlocuzioni. A pochi passi poi c'è via Querini a Mestre, altra area di degrado che avevamo raccontato in questi giorni e vicino soprattutto alla zona della mensa dei poveri e allora l'amministrazione pensa a un trasloco. I residenti e i commercianti di via Querini hanno ragione e la condividiamo. L'assessore ai servizi sociali del Comune di Venezia, Simone Venturini, rassicura chi vive e lavora in via Querini e ogni santo giorno è costretto a sopportare il degrado causato dai frequentatori della mensa per i poveri. Una manciata, per la verità, è già noti alle autorità di polizia. L'ennesima rissa sfociata nel sangue in quella zona ha alzato il tono della protesta. La mensa lì collocata, dice Venturini, crea difficoltà non per il servizio che svolge ma perché logisticamente
esattamente all'interno del triangolo maledetto della stazione che vogliamo interrompere. Noi abbiamo fatto dei lavori importanti con la revisione del sistema organizzativo dell'emergenza invernale, quindi non c'era più il bivacco in stazione, ma c'era un sistema di prenotazione che impegnava i senza dimora anche a spostarsi, responsabilizzandoli sulle regole e sugli orari. Credo si possa fare un ragionamento ancora, siamo ancora disponibili, possiamo mettere anche a disposizione delle risorse. La posizione del patriarcato è però nota, la Chiesa non vuole sentire parlare di cittadella della povertà. L'amministrazione al contrario è convinta di poter lavorare per lo spostamento delle mense in un contesto diverso, in strutture diverse, perché le emergenze non sono quelle di 30 anni fa. E anche in tema forse di discernere il vero povero dal balordo che bazzica lì in zona solo per creare confusione. Il nostro ringraziamento va comunque ai volontari che ogni giorno sono lì per dare un servizio importante, però la nostra volontà è lavorare per spostare quella struttura in un luogo diverso. Sul piano della sicurezza l'assessore respinge al mittente le accuse rivolte all'amministrazione, rea per i cittadini, di avere depennato dai controlli proprio quella parte della città. Ma noi i controlli li facciamo in tutta la città con i poteri che le leggi ci danno. Sapete benissimo che ogni volta che prendiamo il pusher, lo spacciatore o il balordo che striscia la macchina, spacca un finestrino, dopo 2 ore comunque è di nuovo in città a delinquere. Quindi speriamo che il nuovo governo, se mai ci sarà un governo, faccia dei provvedimenti più seri per i sindaci e perché ci sia una certezza della pena effettiva. Nuovo governo evocato da Simone Venturini, ma anche prima il precedente servizio da Luigi Brugnaro, e anche a Mestre oggi nel pomeriggio in piazza Ferretto e poi domani mattina, ma in altre piazze del Veneziano c'erano i gazebo della Lega per tastare il polso degli elettori per dire sì o no al contratto di governo con il Movimento 5 Stelle dopo il plebiscito online di ieri. Ebbene, il numero in Veneto si avvia verso oltre il 96% di sì in questa prima giornata, domani si replica, quindi in sostanza una fiducia in questo accordo di governo, ma proprio dal veneziano, da Sandona di Piave, non a caso terra di scontro alle amministrative tra Forza Italia e Lega, arrivano le due parole di Renato Brunetta e dei big di Forza Italia proprio contro il contratto di governo. Sentiamo. Gli italiani che hanno votato il centrodestra non accettano di essere derubati del loro voto, perché nessuno ha votato il centrodestra perché la Lega facesse l'accordo col Movimento 5 Stelle. Nessuno! Altro che astensione benevola. Per Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, il contratto di governo firmato da Matteo Salvini insieme ai 5 Stelle rappresenta il tradimento dell'impegno preso dalla Lega con 12 milioni di elettori. Ha tradito, lo dico 2 o 3 volte, tradito. Le elezioni non le hanno vinte né Lega né 5 Stelle, sostiene il deputato veneziano a Sandonà per lanciare la candidatura a sindaco di Oliviero Leo, ma una coalizione di centrodestra con un programma comune che non c'entra nulla con questo contratto di governo. Torna a casa Matteo, te lo dico anch'io, torna a casa Matteo. A meno che, e qui mi viene un cattivo pensiero, questa scelta di Salvini non sia momentanea, come ha detto, per dare comunque un governo al Paese dopo 75-76 giorni, ma non sia invece una prospettiva strategica. Quello che io ho chiamato il PUP, il partito unico dei populisti, Lega 5 Stelle. Se questa alleanza diventasse strutturale, prevede Brunetta, sarebbe la fine del centrodestra, non solo a Roma ma anche in tutte le regioni e i comuni dove Lega e Forza Italia governano insieme. Il centrodestra, per scelta di Salvini, non ci sarà più. Beh, questa prospettiva mi fa venire i brividi. Ma ancora più grave, chiosa l'esponente di Forza Italia, un partito unico dei populisti segnerebbe la fine della credibilità italiana in Europa e a lungo andare la fine del Paese. Io mi batterò con tutte le mie forze, l'ho già cominciato da 75 giorni, a contrastare questa deriva populista, questa deriva innaturale, questa deriva non democratica nel nostro Paese. È stato lo stesso Brunetta a indicare proprio a Sandona di Piave, come campo di battaglia, o meglio test nazionale per la sfida tra Forza Italia e Lega.
Che bella cosa è una giornata di sole. Si è chiusa con un fuoriprogramma dove il candidato ha dato sfoggio delle sue indiscutibili doti canore, la presentazione alla cittadinanza di Oliviero Leo, che punta a diventare sindaco a San Donà con il sostegno di Forza Italia e altre 3 liste. San Donà è da 5 anni che è assopita, è sotto il torpore, è proprio addormentata. Cercheremo di risvegliarla e di portarla ad essere amministrata come una città che merita questo rispetto. L'accusa è al sindaco PD uscente Andrea Cereser, che punta al secondo mandato, ma nelle quasi 2 ore di comizi dei vertici di Forza Italia, corsi in massa alla presentazione, gli strali sono tutti per il vicegovernatore Gianluca Forcolin, al quale vengono imputate le responsabilità della rottura dell'alleanza locale col Carroccio. Noi abbiamo delle linee programmatiche importanti, ma l'aspetto fondamentale, il principale, quello su cui puntiamo molto, è liberare la città di San Donà di Piave dall'intasamento urbanistico del traffico che questa giunta ha provocato. Sono gli stessi vertici azzurri a indicare San Donà come un test nazionale per la prova di forza contro i leghisti, ritrovando un orgoglio di partito che sembrava sopito da tempo. Ha voluto dettare legge, ha riproposto una candidata, poi l'ha tolta, poi ne ha riproposto un altro, poi ne ha riproposto ancora un'altra, insomma una tarantella che ha proposto per la città e che è assolutamente inaccettabile. Tornando al contratto di governo attaccato da Forza Italia in questi giorni, come sapete da Berlusconi ieri e oggi anche da Renato Brunetta, c'è tra i vari punti un punto che trova d'accordo i vertici di Federalberghi del Veneto, cioè l'abolizione della tassa di soggiorno. È arrivata una nota, un plauso oggi della vertici di Federalberghi Veneto, Marco Michieli, il presidente, che dice: troppi comuni ne hanno fatto carne da cannone, tradendo il principio per il quale era nata la tassa di soggiorno. Gli introiti dell'imposta sono stati più volte impiegati per risanare le casse comunali, spesso hanno preso strade sconosciute quando quella tracciata per legge era chiara: reinvestire nell'offerta turistica. Abbiamo chiesto più volte, ha aggiunto nella nota, quale fosse la destinazione di quanto incassato e consegnato alla pubblica amministrazione, ma in molti casi da quest'ultima abbiamo ricevuto risposte evasive o silenzi assordanti. La battaglia di Federalberghi che è stata condotta a lungo, soprattutto ovviamente nelle località turistiche, per quanto riguarda il veneziano, le località balneari. Turismo significa a Venezia anche grandi navi. Dopo quanto però accaduto, la nave in avaria, la Marella Discovery di qualche giorno fa, il dibattito si è riaperto. Oggi sono tornati ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Stavolta è finita senza danni, ma la prossima le cose potrebbero andare molto peggio. È arrivato il momento di fermare per sempre le grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia. L'appello arriva dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle dopo l'avaria della nave da crociera che lunedì scorso ha tenuto per alcune ore col fiato sospeso l'intera città. Far passare le grandi navi dentro Venezia è una follia, perché solamente un malato di mente può pensare di lasciare dei mostri del genere passare nel canale della Giudecca. Abbiamo visto che un'avaria ha rischiato di tirare giù le zattere e pensiamo cosa dovesse fare con il rischio di Palazzo Ducale o di Piazza San Marco. Queste grandi navi non devono passare per il rispetto di Venezia che tutto il mondo deve avere verso la nostra bellissima città. Non servono piani di riserva, escavazioni o altre idee tirate fuori dal cilindro solo per spostare in avanti la risoluzione di un problema, sostengono i pentastellati. Serve solo che le grandi navi non entrino mai più a Venezia. Il 10 di giugno ci sarà una manifestazione dedicata al tema e noi come sempre saremo in prima fila. Vedremo se qualche altra forza politica sarà al nostro fianco almeno stavolta. La cronaca adesso: un cittadino del Gambia è stato arrestato dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito di un controllo antidroga. I finanzieri hanno bloccato quest'uomo in flagranza di spaccio dopo che questo aveva ceduto una dose di marijuana a un italiano. Lo straniero è stato processato per direttissima, ha patteggiato 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Controlli poi straordinari antidroga anche a Jesolo, dove la polizia ha denunciato 4 persone, 2 di queste italiane, e sequestrato 32 grammi di stupefacenti. E adesso, per tornare a parlare di referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, arriva un altro schiaffo da Roma e c'è la reazione da parte dei comitati.
Spiccata la reazione dei comitati per la separazione alla notifica inviata all'ultimo giorno utile dal governo Gentiloni alla Regione Veneto dell'ennesimo ricorso contro il referendum del 30 settembre, questa volta davanti alla Corte Costituzionale. Si tratta di un vero accanimento, scrivono i separatisti in una nota, considerati anche gli altri 6 ricorsi promossi davanti al TAR da Comune e Città Metropolitana a spese di tutti i cittadini. Il fatto che un esecutivo in carica per i soli affari correnti abbia trovato il tempo per questa iniziativa, argomentano, dimostra che il sì ha il sostegno maggioritario della società civile, mentre il no solo quello dei poteri forti e delle segreterie di partito, che temono il cambiamento e ricorrono a sotterfugi per conservare il potere. L'invito dei promotori della consultazione è un sereno confronto tra opinioni diverse in vista del voto. Abbiamo accolto con favore, assicura Gianangelo Bellati, la notizia della costituzione di un comitato a favore del no. A noi fa anche piacere che ci sia finalmente qualcuno che si esterna, che si fa vedere per poter avere qualcuno con cui dialogare, però per dialogare bisogna avere argomenti. Se fosse vero, come affermano questi amici, che a un maggior numero di abitanti corrisponde un maggior peso politico, sostiene Bellati, non saremmo la città che paga le tasse più alte d'Italia, mentre Cavallino, da quando si è separato, è uno dei comuni che ce le ha più basse. Pensare che Venezia conti nel mondo perché ha tanti abitanti o perché ne ha pochi, ecco, credo che sia un po' offensivo per la storia di Venezia. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, Telegiornale di Venezia, torniamo a Mestre con l'apertura oggi del primo mercato agricolo coperto. Al desiderio dei consumatori di portare in tavola prodotti appena raccolti dal campo di stagione, naturalmente a chilometro zero, risponde da anni Coldiretti con la sua Fondazione Campagna Amica, la prima grande rete nazionale di punti per la vendita diretta dal produttore al consumatore. Oggi a Mestre Campagna Amica ha aperto il primo mercato agricolo coperto in via Palamidese, a pochi passi da piazza Ferretto, all'interno del quale sono ospitate una ventina di aziende agricole che metteranno a disposizione il loro raccolto per 4 giorni alla settimana dalle 8:30 alle 13:30. Qui non siamo a creare qualcosa di nuovo, siamo soltanto a dare voce a quelli che sono i produttori, dividendoli anche un po' per settore per rendere il mercato il più variegato possibile. Creare consapevolezza nella scelta del consumatore è l'unico modo per premiare l'eccellenza del sistema agroalimentare italiano, che prevede controlli e garanzie uniche al mondo e che però necessita di un rilancio. Coldiretti con i propri associati può dar voce a un settore, quello agricolo, che è sempre in forte difficoltà, che è il settore primario, che ha bisogno di un rilancio. Obiettivo dichiarato: far diventare il mercato di via Palamidese non solo un'opportunità per le aziende, ma anche un punto di riferimento per i cittadini e per gli studenti, un luogo festoso per la realtà veneziana. Vogliamo premiare le persone che si sporcano le mani, ha detto il sindaco Brugnaro, che al taglio del nastro ha sottolineato come il nuovo mercato ridia vita a una zona che, seppure centrale, era comunque appartata e che in passato aveva avuto dei problemi sul fronte sicurezza. La lotta alla contraffazione non finisce mai e l'abbiamo visto anche in questi giorni in cui si è parlato della questione dei vetrai di Murano. Confindustria Venezia e Rovigo ha dato vita a uno specifico gruppo di lavoro proprio sul tema contraffazione e i primi destinatari sono i ragazzi attraverso uno spettacolo. Anastasia, quanto li ho pagate queste scarpe? 5 euro! Si parte dai giovani, i principali destinatari dei messaggi ambigui e fuorvianti diffusi anche e soprattutto dalla rete, che invogliano all'acquisto di prodotti di marca a prezzi stracciati, e agli studenti delle scuole superiori che Confindustria Venezia e Rovigo ha dedicato il suo primo evento di divulgazione della tematica e del progetto elaborato dal gruppo di lavoro che si sta occupando di lotta alla contraffazione, tema sempre più centrale nel dibattito sulla crescita economica e sull'occupazione. Gli industriali hanno pensato a un approccio ad effetto, uno spettacolo seminario intitolato "Tutto quello che sto per dirti è falso". I ragazzi, dal messaggio teatrale visivo, abbiamo già fatto alcune verifiche sul territorio nazionale, portano a casa i messaggi in maniera molto più chiara e più netta che sono dietro al nostro lavoro. L'Italia, si sa, ha un sistema produttivo che si caratterizza per la presenza di marchi famosi nel mondo. Si tratta di eccellenze fortemente esposte alla contraffazione. Parliamo di 8 miliardi di euro di fatturato che noi perdiamo, che le imprese italiane perdono, e 100.000 posti di lavoro. 100.000 posti di lavoro.
c'è un tema che non può essere sottovalutato e che dall'altra parte lede anche l'interesse del consumatore. Il settore più interessato dalla contraffazione è quello dell'abbigliamento, seguito dal mercato degli audiovisivi e dei beni informatici, elettronici e prodotti alimentari. Il settore più colpito quello degli abiti, scarpe e accessori. I sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza tra il 2012 e il 2016 sono stati pari a oltre 1 miliardo di pezzi e per il 63% hanno riguardato beni di consumo. I danni dei prodotti contraffatti, taroccati, copiati sono enormi. La recente indagine che ha interessato le aziende infedeli del vetro di Murano ha messo in evidenza l'efficacia dei sistemi di controllo delle forze dell'ordine, ma c'è bisogno del coinvolgimento dei consumatori. Dobbiamo stimolare la collaborazione del cittadino, dell'imprenditore, del sistema, della comunità affinché questo malaffare venga segnalato e colpito. Manca poco più di un mese, ma già Piazza San Marco comincia a scaldarsi per l'arrivo del tour di Zucchero, che arriverà proprio in Piazza San Marco il 3 e il 4 di luglio con il suo The Best Live, un concerto in una delle piazze più belle del mondo. Ad annunciarlo è stato il sindaco Luigi Brugnaro, che dopo aver consentito lo svolgimento di un festival musicale nel parco di San Giuliano a Mestre previsto per la fine di luglio, ha messo a disposizione proprio l'area marciana per uno degli artisti più conosciuti al mondo. Venezia, città fatta apposta per l'armonia, per la grazia e per l'arte, ha detto Zucchero, che descrive una città che dice ha sempre avuto nel cuore. Peraltro proprio Zucchero ha aderito alla campagna Enjoy Respect Venezia, cioè quella promossa dal Comune per la promozione dei comportamenti virtuosi per tutti gli ospiti e visitatori, contro sostanzialmente scusate, il degrado della città. Siamo in chiusura, io vi ricordo però questa sera 21:15 torneremo a parlare di alpini, di emozione degli alpini. La settimana scorsa, domenica scorsa, c'è stata il giorno clou della sfilata delle penne nere a Trento, la Dunata Nazionale di Trento, e in questi giorni vi stiamo facendo rivedere la sfilata delle sezioni del Triveneto. Questa sera la terza e ultima parte, allora, per poter godere appieno delle emozioni di quel giorno indimenticabile. E adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Inizio di settimana all'insegna di un peggioramento del tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 21 maggio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto al mattino. Dal pomeriggio prime piogge sul Vicentino e sul Veronese e dentro sera un po' su tutta la nostra regione, con temporali anche di moderata intensità. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e soleggiato al mattino, poi nel corso del pomeriggio più nubi un po' ovunque e dentro seranotte piogge e locali temporali possibili un po' su tutti i settori, generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime in aumento comprese tra 24 e 27 gradi circa. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, dove ci sarà il sole nella prima parte della giornata, aumenteranno le nubi invece col passare delle ore e dentro la serata arriveranno i primi acquazzoni possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime si attesteranno sui 15 gradi, i valori massimi invece saranno compresi tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.